Quali sono state le motivazioni che vi hanno spinto a richiedere questa risoluzione? Principalmente i motivi sono dei gravi inadempimenti che si rappresentano rispetto ai ritardi nell'esecuzione dei lavori. Diciamo che una parte dei ritardi sicuramente è giustificabile con la mareggiata e il disastro che c'è stato a fine ottobre, però una parte chiaramente noi la ascriviamo alla ditta. A che punto presumibilmente dovrebbero essere i lavori per la copertura del San Francesco? Diciamo che al momento, se non avessimo avuto particolari ritardi, dovremmo essere quantomeno a buon punto sul secondo lotto del primo stralcio, cosa che oggi per il secondo lotto non è ancora cominciato. A questo punto, posta la scelta dell'amministrazione, quale sarà il procedimento, quale sarà l'iter che verrà seguito? A questo punto dobbiamo attendere l'eventuale risposta sulla risoluzione contrattuale. La ditta ha 15 giorni di tempo per produrre le loro controdeduzioni e a quel punto faremo un attimino la sintesi di quello che è. Potrebbe esserci una risoluzione consensuale, quindi con un accordo, possiamo definirlo bonario, o diversamente un contenzioso. Nel contempo, con Regione Liguria, valuteremo come eventualmente, nel caso di risoluzione definita, portare avanti i lavori. Avete già qualche idea? Abbiamo principalmente due idee, se non tre, quindi la terza sarebbe che la risoluzione non andasse a buon fine, ma credo difficile. Le altre due opzioni sono o mettere a bando il secondo lotto del primo stralcio insieme al secondo stralcio del San Francesco, o diversamente far completare l'opera dalla ditta seconda nella gara